Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Euro Truck Simulator 2 la 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 la. Niente raga, dopo questo maneggio cominciamo. Allora, oggi voglio andare ad Hannover. Perché? Perché ci sono i concessionari Scania e mi voglio comprare Scania. E vaffanculo, mi faccio anche il prestito. Magari un piccolo prestito me lo faccio per prendermi un bel camion e andiamo di Scania. Perché non vedo l'ora di cominciare da lavoratore autonomo, mi avete troppo ingolosito, è colpa vostra ragazzi. Quindi facciamo Manchester, che è in Great Britain, e Hannover, che è in Germania. Sono 985 km. Andiamo per il tunnel, cioè per la Manica, insomma, che se andiamo via, penso che andiamo via, forse via treno, non so se via treno o via nave. Partiamo. Vai raga, andiamo. Ok, ricordiamoci che siamo dall'altra parte. Merda. Ok. Certo che non so perché gli inglesi, ragazzi, contrari di tutti, porca miseria, è questo, è st'altro, non capisce un cazzo col senso di marcia così, Dio mio. Anche i cinesi forse hanno sta cosa. Cos'è, trafficone, fioi? Traffico a Manchester, colpa di Ferguson, fioi. Dai! Vai inculato a mare, muovete! Spero sembra più un clacson di una nave, cazzo. Oh madonna del signor. Dove devo andarmi? Prepariamoci già la freccia. Tic tic tac tic wac clic tic 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 tic. Devo andare verso Liverpool, madonna che merda. Sì, ma madonna, sto semaforo è una cosa indegna, Dio. Ma se devo perdere 12.000 ore qua. Refite. Ma no, fiori ragazzi, mi sto rompendo il cazzo. Basta. Devo far veloce adesso, dai. Ma ste macchinette del cazzo. Ok. E comincia già a piovere e vai. Oh, come che avviso. Dai che andiamo. Ok. Autostrada. Guarda come che avviene. Piove.
Dai che qua fra un po' basta dipendente, voglio lavorare in proprio. Porca puttana. Madonna, c'è trafficone, ragazzi, trafficone in Gran Bretagna. Anzi, in Inghilterra, perché comunque siamo in England, perché c'è anche la Scozia. E guarda, tutto al contrario, sul passo a destra, ma. Non comprendo. Ah ragazzi, però sto gioco è troppo figo, cioè, ho visto che anche il buon Edward Van Helgen sta cominciando la sua carriera su Eurotrack, sono felicissimo. Bravo Edward. Dai che andiamo, corri vecchio mio. Com'è che ha vinto? Siamo usciti dall'autostrada ed è tornato il sole, manco male. Ai 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 ragazzi, le dure, la vita del camionista, le dure. Vediamo un po' qua, vediamo qualche bel paesaggio inglese. Chiaramente nei 900 km della rotta, ciao, del viaggio sono considerati anche i chilometri della Manica, quindi non è un viaggio lunghissimo questo. Non vedo l'ora di prendermi il camion, non ce la faccio più, non resisto più all'idea di avere la Veneziani Trasporti. Mi voglio quotare anche in borsa, fioi, ciao. Andiamo a lavorare, la 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 la. E in doppia linea continua, io sorpasso lo stesso perché sono un grande, la 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 la. Dai cazzo, vai che andiamo, vai che andiamo. Guarda qua, FCP. FC Porto, fioi. Speriamo di non beccare macchine. Che culo, culo cumendiano, fioi. Vai di culo cumendiano. Ah, ragazzi. Sto correndo bene, è una cosa che sta una statale, sicuramente non è un'autostrada, sarà una statale, non capisco un cazzo. Però ragazzi mi devono fare Gondola Simulator, il simulatore di gondole, cioè pensa al simulatore di gondole, basta, là divento il pro gamers della storia, cioè non. Ah, comunque ho visto dei messaggi con scritto come va a Venezia, quella qua alta, tutto bene, nessun problema raga, nessun problema, siamo abituati ormai. E ai turisti piace tantissimo, fanno le foto, cioè, boh. Io capisco che solo a Venezia c'è sta cosa, però insomma, che i giapponesi fotografano tutto, non lo so, sinceramente, pedanati. Ok, qua dobbiamo girare a destra. Guarda sto qua, che manovrina che si fa. Vai, gira, 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 gira. Che ora è? Il 18:26. Tra poco tramonto inglese, fioi. Dai, vai, stronzoide.
Eccoci qua. Ritorniamo in autostrada. Frena, 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 frena. Oddio. No, il miracolo cumendiano. Prima, quando non registravo, una macchina mi è venuta addosso e mi ha dato la colpa a me, 400 euro di multa. Ma dai, cioè, è vergognoso. Così non è che stavolta forse becco è un lavoro eccellente, che l'ho beccato solo nelle prime missioni da solo. Che sfiga. Se le macchine ti vengono addosso, colpa tua, ma vaffanculo, va. Vai Forrest, vai. Dai che dobbiamo tirare alla grande. Tra un po' siamo... non mi ricordo se andiamo dalla stazione o dal traghetto, vedremo. Andiamo ad Hannover, vediamo di trovare il concessionario Scania, che secondo me è la migliore. Scania, sinonimo di garanzia. Ormai è buio, fioi. Spomi. Tramontone di brutto. Ah, ormai vedo già il tunnel della Manica là. Beh, si può passare o per il tunnel col treno o in barchino. Prepariamoci ragazzi. Oddio. Ok. Andiamo via barchino. Via barchino. Via barchino. Dai, 30 all'ora, madonna del signore. Stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Scusate ragazzi, purtroppo il comendone è un po' stanco. Poi abbiamo fatto la partita ieri, vincevamo fino a 5 minuti dalla fine e dopo abbiamo perso 9-8, ma triplettone del comendo e 2 assist. Però cazzo, siamo sfigati, Dio santo, abbiamo una sfiga. Vai. Non che approfittarne per riposare prima di... Vediamo un attimo, speriamo di non dover fare manovre incredibili. Ai ai ai. Eccoci qua, che bello, figli. Sembra proprio di essere in un porto. Occhio. Ok. Su dove go ad andare? Di qua. Eccoci qua. Vai, chiudi. Andiamo. Ok. Allora, la barchetta, dai, vai di barchino. Barchino. Appena Formula 1. Eccoci qua. 6 di mattina. Ecco la nostra barca, la che bea. Scigo. Come scigo. E mancano 444 km. Adesso finalmente ho il mio senso di marcia. Manco mai. Ok, siamo in Olanda? Siamo in Olanda sicuro. O no, Olanda penso. Infatti. Ma Dio del Signore! Mamma mia! Rischio cumendiano, fiori. Rischio cumendiano. Il Cumenda è famoso per le sue cagate.
Infatti voglio scrivere un libro, ragazzi. Rizzoli Editori, le cagate del Comenda. Copie vendute, una. Mia madre, perché neanche io lo compro. Guarda che bella l'Olanda. L'alba olandese, fioi. Ragazzi, siamo in Germania. Siamo a 210 km. Ormai siamo arrivati, fioi. Siamo arrivati. Ma che sorpasso che c'ho. Vai, sorpassone obeso. Ho fatto il pieno. Ho dormito un po'. E ormai che sì. Ragazzi, ormai ci siamo. 29 km. Anche sto viaggetto è andato. Oggi raga non ho voglia di fare manovre. Guarda, oggi veramente sono stanco. Ho sonno, quindi vado direttamente senza la manovra. Tanto questo è un viaggio solo per arrivare ad Hannover, per avere ste cazzo di concessionaria della Scania, che ho letto su internet che ad Hannover c'è Scania. Quindi anche un viaggio con pochi soldi, 11.000 euro, quindi niente di che. Ok, ho qua tutto di notte, no? Cioè di sera, pomeriggio, mattina, sempre i fari. Ok, Hannover dritti. Dopo si gira a destra. Ok. Sono le 20:48. Cos'è questo, il camioncino di Bartolini? Hannover. Siamo ancora in Deutschland. Deutschland. Dai. Oddio. Hannover esplorata, bene, mi fa piacere. Voglio la concessionaria Scania. Ora, sono fatto il viaggio per il cazzo, mi girano le balle. Allora, ci sono due punti di domanda, quindi teoricamente. No! No! E andiamo a portare la roba. Ecco, non pare fare le manovre. Ciao! Ottimo lavoro! 2%, ho fatto parecchi danni stavolta. Ok ragazzi, ho trovato il concessionario Scania. Quindi tra poco la Veneziana dei Trasporti comincia a prendere vita. E vai raga. Raga, un saluto dal Comendone. Ciao!